L'omicidio di Margherita Ceschin, scelgono ancora il silenzio i 4 indagati nel nuovo interrogatorio di garanzia per Enzo Lorenzon, 79 anni, e di Lesi Guzman, 31 anni. Gli avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari. Nel gennaio del 2022 le fiamme devastarono un'azienda di Volpago del Montello. L'incendio, per la Guardia di Finanza, è doloso. Madre e figlio volevano intascare i 2 milioni di euro dell'assicurazione. Ieri sera la questione Piazza Borsa approda in Consiglio Comunale a Treviso ed è bagarre tra il sindaco e la consigliera del PD Bazza. Offese mai sentite in aula, attacca l'opposizione. Oggi le scuse a metà del primo cittadino. Il governo cambia il PNRR, taglia 13 miliardi ai comuni. I sindaci del Veneto non ci stanno e chiedono all'esecutivo Meloni di ripristinare i fondi. Continua la conta dei danni nei comuni della Marca. Dopo il maltempo, ogni municipio ha messo a disposizione dei cittadini delle procedure per notificare i danni. Al via da oggi pomeriggio il grande esodo estivo per le vacanze, con bollino rosso sulle strade e nero domani sulla A4, controlli straordinari delle forze dell'ordine. Mezzo secolo di vita per l'associazione Trevisani nel mondo, doppia festa domenica con la 30ª edizione del Cansiglio Day e dalle 10:30 domenica in diretta su Antenna 3 la messa con il vescovo Tomasi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'omicidio di Margherita Ceschin, scelgono ancora il silenzio i 4 indagati nel nuovo interrogatorio di garanzia per Enzo Lorenzon, 79 anni, e di Lesi Guzman, 31 anni. Gli avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari. Sono durati pochi minuti i nuovi interrogatori di garanzia. Questa mattina il GIP Marco Biagetti e il PM Anna Andreatta alle 9:30 hanno raggiunto il carcere di Treviso. Enzo Lorenzon, 79 anni, sospettato di essere il mandante dell'omicidio della moglie Margherita Ceschin, e i 2 domenicani, Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 38 anni, presunto esecutore materiale, e Joan Maria Guzman, 41 anni, accusato di aver fatto da intermediario, hanno scelto nuovamente di stare in silenzio. Per tutti e 3 abbiamo scelto la strada chiamiamolo del silenzio processuale, perché allo Stato riteniamo più opportuno, d'accordo con i miei assistiti, di attendere un approfondito studio di tutte le carte del fascicolo dei pubblici ministeri prima di rendere le dichiarazioni. Lorenzon, che era stato portato in ospedale per accertamenti, è tornato in carcere. Sì, è la seconda volta che viene inviato dalla casa circondariale, dall'equipe sanitaria al nosocomio di Treviso. Evidentemente le sue patologie sono tali che anche la casa circondariale ha ritenuto opportuno continuare a fare degli accertamenti. Ieri è rientrato e io oggi ho formulato una richiesta di arresti domiciliari proprio in considerazione delle sue condizioni di salute, certificate peraltro dal medico che lo ha in cura. Richiesta degli arresti domiciliari anche per la compagna domenicana di Lorenzon, di Lesi Guzman, 31enne, che questa mattina è stata portata dal carcere La Giudecca al Tribunale di Treviso. Anche lei si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Dico, pericolo di fuga non ce n'è perché vive in Italia e c'ha il bambino. Reiterazione del reato non penso che si possa essere, come dire, indagati per decine di soppressioni muliebri. E l'inquinamento delle prove assolutamente, perché ormai è stato spazzato tutto via da quanto hanno fatto gli inquirenti. Quindi. Ha ribadito in aula, spiega l'avvocato, di essere totalmente estranei ai fatti. Presentata istanza al Tribunale del riesame per tutti e 4 gli indagati, mentre si attende di sapere nei prossimi giorni la decisione del GIP sugli arresti domiciliari. Per la 31enne il PM si è opposto, spiegando che saranno depositate nuove intercettazioni che coinvolgerebbero proprio la donna. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori svolte nell'omicidio di Margherita Ceschin, vittima di un piano spietato. La donna è stata trovata morta lo scorso fine giugno mentre era a casa, uccisa senza pietà. Un mese di indagini serrate da parte dei carabinieri, 4 gli arrestati, ma presto il numero potrebbe aumentare. Mancano ancora 2 esecutori materiali che sono espatriati dopo l'omicidio, tornati in Spagna da dove provenivano. Un puzzle criminale che ormai si sta completando. Avrebbero incendiato l'azienda, la PMG Trasporto di Volpago del Mondello, per poter intascare l'assicurazione. Denunciati dalla Guardia di Finanza l'imprenditore e la madre.
Il rogo era scoppiato la sera del 6 gennaio 2022 alla PMG Trasporti di Volpago del Montello. Un'indagine questa coordinata fra più forze. I vigili del fuoco, l'Arma dei Carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza che hanno operato ognuno sulla base delle specifiche competenze e i risultati non sono mancati. 2 persone, l'imprenditore e la madre, sono stati denunciati. In prima battuta sono stati i pompieri ad accertare come l'incendio fosse stato appiccato all'interno degli uffici amministrativi mediante l'utilizzo di un liquido accelerante che ha causato la combustione di quanto contenuto all'interno e lo scoppio della vetrata che separava gli uffici dal magazzino, con propagazione del fuoco a 2 serbatoi contenenti il liquido altamente infiammabile che erano stati appositamente depositati il pomeriggio dell'evento dopo l'uscita dei dipendenti. Una volta accertata l'origine dolosa sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Montebelluna che attraverso le immagini delle videocamere, le testimonianze e analizzando i tabulati telefonici hanno collocato i 2 indagati nei pressi dell'azienda proprio quando sono scoppiate le fiamme. Dopodiché è stata la Guardia di Finanza a individuare il possibile movente che abbiamo riconosciuto nella possibilità per i 2 indagati di ottenere un indennizzo che sarebbe servito da un lato a pagare la rata di riscatto del leasing dell'immobile coinvolto nell'evento incendiario e dall'altro lato a ottenere macchinari e nuove attrezzature. Insomma, frode assicurativa per 2 milioni di euro nei confronti del responsabile legale della società e della madre, nonché dipendente, ritenuti responsabili dei reati di incendio doloso, entrambi, e frode assicurativa solamente il primo. La Procura della Repubblica di Treviso ha ora concluso le indagini preliminari. Il reato di incendio doloso prevede la reclusione da 3 fino a 7 anni, mentre il reato di frode assicurativa prevede la reclusione da 1 a 5 anni. Questo al netto ovviamente delle responsabilità di natura civile. Diversi gli incendi avvenuti nella Marca negli ultimi anni. L'attenzione della magistratura di Treviso, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine è molto alta su questa tipologia di eventi. La politica, ora la questione Piazza Borsa arriva in Consiglio Comunale ed esplode la bagarre dopo le frasi del sindaco Mario Conte sulla consigliera Dem Carlotta Bazza. Si fa scrivere i discorsi, ha detto il Primo Cittadino, insulto sessista, chieda scusa, dice lei poche ore fa, le scuse a metà dello stesso Conte. Pretendo delle scuse pubbliche, si è scusato, mi ha chiesto, si è scusato personalmente, ma a me questa cosa non basta, lo trovo offensivo, trovo che sia un insulto macista e sessista e per cui pretendo delle scuse, perché io i discorsi me li scrivo, io i cittadini li ascolto. È finita in bagarre con una richiesta formale di scusa il sindaco Conte la serata infuocata del Consiglio Comunale di Treviso. Nella sostanza si discuteva di sicurezza, in particolare del quadrante di Piazza Borsa, da pochi giorni sottoposto a sorveglianza 24 ore su 24 con una staffetta tra le forze dell'ordine. Militarizzazione l'ha bollata la minoranza, con la stessa Bazza che ha accusato l'amministrazione di aver fatto poco o nulla, soprattutto dal punto di vista sociale e di valorizzazione degli spazi. Immediata la replica del Primo Cittadino. Affrontarla con estrema superficialità, e qui voglio rispondere anche a colui che scrive i discorsi della consigliera Bazza, togliendo le recinzioni, togliendo le telecamere. Cioè, queste sono iniziative che nascono da un tavolo di sicurezza fatto da professionisti. Nel discorso che è stato letto dalla consigliera Bazza, a un certo punto dice: ho ricevuto un sacco di segnalazioni dai cittadini, ma queste segnalazioni non sono mai arrivate alle forze dell'ordine. Queste segnalazioni non sono mai arrivate al sindaco, ma sono arrivate ai giornali. Non sono arrivate alle forze dell'ordine. Pazienza al sindaco. Ma se un cittadino, chiedo scusa, vi ho ascoltato fino adesso.
Da qui la bagarre sospesa tra forma e sostanza. È solo la presenza delle persone che può risolvere lì definitivamente un problema di abbandono. A questo purtroppo il sindaco ha risposto con degli insulti e noi riteniamo che l'atteggiamento che è stato tenuto oggi in Consiglio Comunale da parte del sindaco sia stato irricevibile e pretendiamo che ci siano delle scuse, in particolar modo per la consigliera Bazza. A meno di 24 ore è lo stesso Mario Conte a ritornare sull'argomento, ma le scuse sembrano a metà. Ricordo però che all'interno del Partito Democratico per 5 anni sono andati avanti a criticare l'allora consigliera Maristella Caldato proprio sul fatto che l'accusavano di farsi scrivere gli interventi da qualcun altro. Allora dico, se in quei 5 anni andava bene punzecchiare un loro stesso consigliere, tra l'altro donna, adesso non vedo tutta questa gravità rivolta nei confronti della consigliera Bazza, ma ripeto, se si è sentita offesa nella sensibilità, sono il primo a chiedere scusa. Ma al di là dello scontro Bazza-Conte resta il tema di Piazza Borsa. Per l'opposizione servono progetti sociali, per Fratelli d'Italia è colpa delle normative in vigore. Sentiamo le interviste ai consiglieri. Sicuramente ci vogliono delle attività culturali, ma indubbiamente è necessario, anche se l'assessore è stato molto chiaro su questo, che ci sia un intervento dei servizi sociali, perché là le criticità sono di persone che hanno delle difficoltà personali, facendo gruppo ovviamente sono più violenti. Se interveniamo in maniera sociale possiamo anche, come dire, disgregare i gruppi. Il sindaco ha risposto che non ci sono solo giovani ma ci sono anche persone adulte. Ben venga, se possiamo inserire delle persone adulte anche in un sistema e un percorso lavorativo, ben venga, ma la repressione secondo noi è sbagliata. Il problema della sicurezza è un problema nazionale, del resto lo sanno tutti, di questi 10-11 anni di governi di centrosinistra hanno fatto di tutto e di più per motivare l'insicurezza che c'è oggi. L'Italia penso che sia diventato il paese simbolo dell'incertezza della pena, quindi hanno introdotto buoni, sconti, benefici nel codice penale che oggi è diventato poco più di un colabrodo, addirittura il reato di tortura che in realtà sappiamo che serve soltanto per limitare l'intervento delle forze dell'ordine, hanno tagliato gli organici delle forze dell'ordine. I comuni cosa possono fare? Possono gestire. C'è da dire che a breve scadenza partiranno i lavori per la ristrutturazione della Camera del Commercio e quindi lì sicuramente migliorerà tutto il settore, perché sia da via Zorzetto di fronte al PAM ma anche i giardini di Sant'Andrea che purtroppo non riusciamo a sfruttare al meglio, perché è veramente un'oasi verde e sarebbe bene che potessero tutti usufruire senza avere, come dire, paura magari, ecco, di qualche incontro indesiderato. Ed ancora cronaca, coltellamento in centro ad Oderzo, proseguono le indagini dei carabinieri. È stato sentito dai carabinieri il 35enne marocchino ricoverato all'ospedale di Treviso dopo essere stato accoltellato martedì sera in centro a Oderzo e rinvenuto in una pozza di sangue davanti al bar. L'incontro, dove verosimilmente si è trascinato dopo essere stato ferito. Ha riportato diverse lesioni da taglio al viso e al busto, ma ora è fuori pericolo. Ha parlato con i militari dell'Arma fornendo una versione piuttosto confusa dell'accaduto. 2 gli episodi sui quali si stanno concentrando gli investigatori per risalire all'autore e alle ragioni dell'accoltellamento. All'inizio della serata il marocchino, già noto alle forze dell'ordine per tossicodipendenza, furto e resistenza pubblica ufficiale, ha incontrato una persona italiana con la quale si sarebbe intrattenuto in un altro locale del centro di Oderzo. L'uomo è stato rintracciato e sentito dai carabinieri. Si stanno poi cercando eventuali relazioni con un secondo episodio, sempre martedì sera, verificatosi in un negozio di kebab dove una discussione molto accesa tra diverse persone è finita in lite. Tra queste persone potrebbe esserci anche il 35enne. Le indagini continuano anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. L'episodio ha destato non poca preoccupazione a Oderzo tra cittadini ed esercenti allarmati per la violenza ed il fatto che sia avvenuta poco prima delle 11 di sera in pieno centro.
Schianto nella notte a Nervesa lungo la provinciale 248, una Porsche Carrera ed una Fiat Punto stavano procedendo da Nervesa verso Ponte della Priula quando ad un tratto il bolide con a bordo 3 persone ha urtato l'utilitaria, ad avere la peggio proprio la Porsche che è finita fuori strada dentro un fossato. A bordo il conducente, un 61enne di Nervesa, e 2 donne di 52 e 53 anni, tutti sono rimasti feriti e trasportati negli ospedali di Treviso e Montebelluna. Fondi PNRR, si apre un nuovo fronte. Ieri il governo ha annunciato la revisione parziale del piano, tagliando di fatto 13 miliardi destinati ai comuni. Immediata la presa di posizione dei sindaci veneti con Mario Conte, presidente dell'ANCI, che chiede all'esecutivo Meloni di chiarire subito. Il rischio è proprio questo, che in Italia chi ben amministra, chi ben si comporta, poi alla fine si trova a dover pagare il conto doppio. Ecco, questo non lo vorrei. Io rappresento 580 sindaci virtuosi, quelli veneti, che non hanno mai speso un euro in più di quelli che potevano spendere. Adesso però chiediamo che non ci vengano tolte risorse per delle opere che sono importanti per il futuro delle nostre comunità. Passano i governi, ma il copione si ripete, si taglia i comuni, soprattutto a quelli virtuosi. Era successo con i fondi della rigenerazione urbana, fronte caldissimo per tutto il 2022, è accaduto anche stavolta con il ministro Raffaele Fitto che in cabina di regia, annunciando la revisione del PNRR, ha di fatto tagliato 13 miliardi inizialmente previsti per gli enti territoriali. Qualche rassicurazione da Roma è già arrivata, ma non può bastare. Il governo si è già espresso in tal senso, dicendo che comunque queste risorse del PNRR sono state spostate e verranno sostituite con risorse ministeriali. È altrettanto vero che dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. Noi abbiamo bisogno di coperture finanziarie, anche perché i cantieri sono in fase di inizio, e quindi non vorremmo rimanere con delle cattedrali del deserto o peggio ancora delle opere incompiute. Ancora una volta una battaglia di territorio più che partitica, in ballo del resto ci sono molti cantieri. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente dell'ANCI Veneto, serve chiarezza, è necessario che il governo recuperi eventualmente questi 13 miliardi di tagli, anche perché vi ricordo che Montebelluna è riuscita a intercettare oltre 13 milioni di euro del PNRR. Se ciò non avvenisse sarebbe un disastro per i comuni, nel senso che le progettualità finanziate col PNRR non troverebbero altra fonte di finanziamento nelle casse comunali, che sono già in forte sofferenza, e quindi noi abbiamo bisogno di quelle risorse. Ovviamente devono essere finanziate le buone progettualità, e parlo di quelle venete, perché sono quelle progettualità che rispettano perfettamente i criteri del PNRR. Continua la conta dei danni nei comuni della Marca dopo le grandinate dei giorni scorsi. Ogni comune ha messo a disposizione dei cittadini delle procedure per notificare appunto i danni provocati dal maltempo. Siamo andati a Crocetta e Pederobba. Adesso siamo nella fase di raccolta, una raccolta che serve alla Regione per poter poi comunicare allo Stato quello che è la nostra condizione, quindi non è la reale richiesta di risarcimento di un danno. Una raccolta di dati basati su stime complessive dei danni provocati dal maltempo, comune per comune, utile alla Regione per poter comunicare allo Stato quella che è la condizione in cui versa il territorio della Marca. I moduli sono disponibili nel sito del comune o presso gli uffici. 3 modelli, un modello creato dal comune che è relativo ai danni ai privati, alle abitazioni, uno che è relativo ai beni mobili, quindi alle auto, cose così, e uno che è relativo alle attività produttive, che anche loro abbiamo visto che sono state molto penalizzate. Compilano quel modello, lo restituiscono o attraverso la PEC comunale o portandolo a mano, come preferiscono, lo restituiscono al comune entro il 1° di agosto alle ore 12. A noi poi resta un giorno e mezzo perché entro il 3 dobbiamo comunicare alla Regione la sintesi, dobbiamo a nostra volta compilare un questionario che è la sintesi poi di tutte queste informazioni. La compilazione dei moduli rientra dunque nella raccolta iniziale dei dati che è necessario fare in attesa della possibile emanazione dello stato di calamità. E se verrà determinato lo stato di calamità naturale a livello nazionale, allora in questo caso si aprirà una procedura specifica che varrà per tutti i comuni coinvolti, quindi non ci saranno singole procedure, ma verranno poi
determinati e qualificati e definiti quali saranno gli adempimenti per ciascun cittadino. In questo momento, ripeto, l'essenziale è raccogliere la documentazione e indicare oggetto preciso nell'ambito delle fatture. Sarà necessario dunque aspettare l'esame dei dati raccolti dai comuni per avere dallo Stato una risposta in termini di eventuali risarcimenti. In questo momento è prematuro parlare di quantificazione, dobbiamo ancora finire di stimare quali sono e quantificare i danni oggettivamente in tutte le fattispecie occorse, quindi è prematuro parlare e dare false speranze. Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo, classificato da ANAS come da bollino rosso. In Veneto in particolare si prevede traffico molto intenso lungo la statale 16 Adriatica, la 309 Romea, la 14 Triestina, ma interessate saranno anche la statale 51 di Alemagna e la 52 Carnica che portano verso la montagna. Traffico da bollino nero per la giornata di domani, sabato, previsto da CAV sulla tratta autostradale della A4 tra Venezia e Trieste per agevolare l'esodo dei vacanzieri. Ricordiamo che è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti da sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli anche per prevenire gli incidenti stradali. Carabinieri hanno fermato per un controllo a Castello di Godego una 18enne risultata positiva all'alcol test. Per lei è scattato il ritiro della patente. Sono quasi 500 gli incidenti stradali rilevati dai carabinieri dall'inizio del 2023, con più di 1200 persone coinvolte e 500 feriti. Un dato sconfortante che ha portato i militari ad intensificare i controlli nelle ultime ore. 3 le persone denunciate ed un arrestato per guida in stato di alterazione psicofisica. Una donna rumena è stata sanzionata per essere risultata positiva all'alcol test, per lei anche patente ritirata. Una 53enne ieri mattina a Castelfranco ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test, è stata denunciata, per lei anche patente di guida ritirata e veicolo sequestrato. Ed ora cambiamo argomento, parliamo dei 50 anni della Trevisani nel mondo, mezzo secolo di vita a sostegno dell'emigrazione trevigiana. Abbiamo in collegamento da Castelfranco Lucio Zanato con alcuni ospiti. A te Lucio, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo nel giardino del Teatro Accademico di Castelfranco per la prima delle 3 serate importanti per questi 50 anni, questo mezzo secolo della Trevisani nel mondo. Allora cominciamo subito con il presidente della Trevisani, Franco Conte. Presidente, momento importante quello di questa sera, però altrettanto importante quello del Cansiglio di domenica. Certamente è la 30ª edizione del Cansiglio Day, che coincide con il 50° anniversario della nostra associazione. Spiace per noi che non ci sia Don Canuto Toso, il nostro fondatore, però sarà un anniversario, un doppio anniversario, soprattutto in suo onore, che ha avuto l'intuizione 50 anni fa di costituire la Trevisani nel mondo. Tra l'altro una giornata che noi trasmetteremo in diretta sin dalle 10:30 per seguire lo sfilamento poi dei labari delle diverse sezioni, e poi seguiremo la messa presieduta dal vescovo di Treviso, il vescovo Michele. Tutto questo naturalmente nell'ex area dell'hangar della NATO, quindi una novità diciamo assoluta per quanto riguarda le iniziative. Però siamo qui e siamo a Castelfranco con l'assessore al turismo giovane a Castelfranco. Voi siete diciamo designati all'apertura, ma perché Castelfranco ha accolto questi trevisani? Lo stimolo è stato quello di pensare con sensibilità agli emigranti che sono partiti molto tempo fa e che adesso magari le terze e le quarte generazioni desiderano venire a conoscere i propri territori. E allora la città di Castelfranco Veneto, l'assessorato al turismo, ha creato questo format del turismo delle origini e pensiamo di poter ospitare, naturalmente questo è il primo anno, ma speriamo di poterlo naturalmente riconfermare anche l'anno prossimo, di ospitare tutti quei figure, quelle persone che di fatto si sono trasferiti in altri luoghi, in America Latina, in America del Sud, e di conseguenza poterli ospitare grazie naturalmente anche alla grande collaborazione che abbiamo avuto con la Trevisani nel mondo
e stasera sarà l'apertura, ci sarà una bellissima festa tradizionale del nostro territorio veneto. Ecco, però qui abbiamo anche una rappresentanza, perché qui abbiamo Riccardo Visentin, presidente della Trevisani al Mondo, sezione di Latina. Per voi che cosa significa la Trevisani al Mondo? Beh, è un'esperienza molto forte, chiaramente siamo molto legati alla terra natia, quindi i nostri padri, i nostri nonni che vennero giù in Agro Pontino per bonificare quella terra e renderla fertile. Questi coloni che hanno veramente sacrificato la loro vita, e noi ricordarli e essere sempre legati a questa terra natia è sicuramente qualcosa di molto importante che ci rende anche fieri e orgogliosi di questa presenza e di questa appartenenza. Si parla ancora un po' il veneto? Come non si parla? Si parla sempre veneto tra noi, tra fratelli e cugini si parla sempre, siamo sempre abituati. Mi scrivo anche a roba in veneto, quindi. Benissimo. Allora, prima di salutarvi, c'è anche una sorpresa alle 21, vero? Sì, ci sarà lo spettacolo tenuto dalla compagnia del Careteo e naturalmente... C'è anche una sorpresa nella sorpresa, non lo diciamo. Non lo diciamo. Quindi alle 21 chi può venire a Castelfranco, qui al Teatro Accademico, per seguire intanto la sorpresa organizzata dal Comune di Castelfranco, ma anche per seguire lo spettacolo del gruppo Il Nuovo Careteo, che adesso sentiamo con delle note importantissime per quanto riguarda la storia della Trevisani al Mondo. A voi! Ecco, questo qui è solo l'inizio, lo teniamo di sottofondo e ti restituisco la linea, Marta, per questa sera. Poi noi naturalmente tutto questo lo racconteremo domani sera nel corso del telegiornale. A te. Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, siamo ora alla pagina di Belluno e provincia, scusate, perché vedo che abbiamo il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli per le previsioni del tempo per il prossimo fine settimana. Sentiamo. È evidente come in queste ultime ore sia cambiata la situazione meteorologica, l'anticiclone africano si è sgonfiato, si è ritirato appunto nel suo continente, interessa solo marginalmente ancora le regioni meridionali italiane. Da noi, come evidente dalla carta, c'è un campo di pressioni livellate al di sopra della norma, leggermente al di sopra, quindi siamo ancora in alta pressione, ma non è un'alta pressione forte, quindi vedete siamo sottoposti a delle correnti occidentali dovute all'anticiclone delle Azzorre, quindi non sono malvagie tra virgolette. Si inserisce qualche sistema perturbato che scorrendo interesserà un po' più intensamente le Alpi, ma con fenomeni non così intensi come nel passato, perché il contributo principale, che è il calore, quindi l'energia, si è sgonfiato, non è così forte come nel passato. Quindi in dettaglio un po' su tutto il Trevigiano. Per domani inizialmente cielo in prevalenza sereno, poi in serata ecco il passaggio della coda del sistema perturbato, qualche fenomeno sui rilievi anche temporalesco, localmente anche in pianura, un po' di instabilità che ci accompagnerà per domenica mattina e poi di nuovo cielo in prevalenza poco nuvoloso o sereno. C'è da dire che questa situazione, un po' di variabilità ma tendente ad ampi spazi di sereno, ci accompagnerà quasi fino a Ferragosto, poi naturalmente confermeremo le previsioni. Ma fatto importante è che le temperature, ecco, almeno per una decina, 10-12 giorni, quindi ci avvicineremo a Ferragosto, non saranno più così alte come nel passato, non ci saranno ondate di caldo, di calore, quindi prevediamo le minime a 18 ai 21 gradi, le massime che raggiungeranno i 30-31 gradi qualche volta, qualche giorno, non sempre, e nulla più, quindi un'estate più piacevole, senz'altro più piacevole. I venti saranno deboli o qualche rinforzo dai quadranti orientali, l'Alto Adriatico è previsto per adesso poco mosso, tenderà ulteriormente a calmarsi nei prossimi giorni. È tutto. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano con il terrore vissuto ieri pomeriggio a Valle di Cadore, quando un uomo armato di un macete e di un'accetta ha minacciato gli automobilisti in transito sulla Lemagna. Vediamo.
Un uomo a bordo strada esagitato, t-shirt rossa e un paio di jeans, in una mano un macete, nell'altra un'accetta. Fra lui e le auto che cercano di schivarla mentre brandisce minaccioso l'attrezzo da lavoro e il grosso e pesante coltello, un agente in borghese. Minuti di terrore ieri pomeriggio a Valle di Cadore, in pieno centro, nel tratto di strada fra la sede della Polstrada e un distributore di carburanti. L'uomo urla contro le auto e il timore è che con i 2 pericolosi attrezzi possa colpire qualcuno, ma fortunatamente nessuna vettura viene toccata. Un paio di automobilisti si fermano e con il telefonino immortalano la scena da diverse angolature. Le immagini diventano subito virali. I poliziotti della stradale tentano di fermarlo. In supporto arrivano i colleghi del commissariato di Cortina e i carabinieri. Tutti indossano protezioni antiproiettile, lo tengono sotto tiro e alla fine, per riuscire a fermarlo e immobilizzarlo, viene attivato un taser, la pistola elettrica in uso alle forze dell'ordine in caso di pericolo. Fra i passanti, residenti e turisti, timore e sgomento. L'uomo ha 60 anni, si chiama Loris Marinello ed è di Valle di Cadore. In paese è conosciuto ma è noto anche alle forze dell'ordine. Ha a suo carico diversi precedenti per detenzione di marijuana che coltivava in casa per sé. Già nei guai nel 2016, nell'agosto di 2 anni fa, venne arrestato nuovamente per detenzione di stupefacenti. Una situazione delicata e difficile la sua, dicono in paese. Loris Marinello vive da solo e questa volta è finito a Baldenic con l'accusa di porto illegale d'arma, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L'udienza di convalida dovrebbe svolgersi nelle prossime ore. Il corpo di un uomo dell'apparente età tra i 65 e i 70 anni è stato trovato privo di vita sul Greto del Piave a Belluno, all'altezza del depuratore di Marisiga. L'uomo non avrebbe avuto con sé i documenti ed è in corso in queste ore la sua identificazione. I vigili del fuoco sono intervenuti stamane su segnalazione dei carabinieri che mantengono il massimo riservo. Ciò che trapela comunque è che pare che il decesso non sia stato causato da un'azione violenta. Cordoglio e commozione a Belluno ed in tutta la provincia per la morte di Angelo Orzes, che si è spento questa mattina all'età di 85 anni. Nel 63 avviò nel centro storico della città la prima agenzia di assicurazioni per la compagnia Zurigo, passata di mano nel 2005 al figlio Alessandro. Era conosciutissimo, originario di Ponte nelle Alpi. Uomo affabile e generoso, amante della giovialità, aprì in via Mezzaterra l'Enoteca, il piacere che negli anni è diventata luogo di incontro privilegiato dei bellunesi. I funerali saranno celebrati lunedì alle 11 nella chiesa di Catola a Ponte nelle Alpi. Soccorso alpino di Agordo allertato ieri a tarda sera per una cordata in difficoltà sulla terza pala di San Lucano. Un sasso smosso dalle corde aveva colpito ad un fianco uno scalatore ed il compagno di cordata lo ha portato al sicuro su una piccola cengia. I soccorritori sono intervenuti con l'elicottero, individuati i rocciatori, hanno provveduto al recupero di entrambi trasportando l'infortunato all'ospedale di Agordo. Ed ora parliamo di cure palliative. L'Ulsuno Dolomiti è la prima azienda sanitaria del Veneto ad attivare la rete locale. Siamo il nucleo che ha dato il via alle cure palliative nel Veneto. Abbiamo cercato di sviluppare questo tipo di percorso secondo il criterio proprio delle prese in carico in equip. Professionisti medici di medicina generale, terzo settore, una pattuglia di donne e uomini sul campo per offrire servizio e assistenza ai pazienti con patologie di varia origine, in prevalenza oncologiche, che evolvono verso una fase di terminalità. Un supporto fondamentale alle cure palliative nella galassia dei servizi dell'Ulse Dolomiti. Un'attività domiciliare in crescita. Nel primo semestre del 2026 sono stati seguiti 426 pazienti, 21 quelli curati nei centri di servizio, 130 nei 2 hospice di Belluno e Feltre.
Oggi la nascita della rete locale di coordinamento è il là per consolidare percorsi già avviati con una prospettiva. Portare le cure palliative il più vicino possibile alla casa delle persone, no? Abbiamo fatto della prossimità quello che è l'obiettivo della nostra azione, una prossimità sanitaria che naturalmente possiamo erogare nel miglior modo possibile e per quanto possibile. Nel quartier generale dell'azienda sanitaria bellunese il commissario Del Ben con la direttrice sanitaria De Marco e il responsabile delle cure palliative Fornasier hanno esposto i dati dell'attività con l'impegno di diffondere la cultura della palliazione sia fra i pazienti che fra i medici stessi. Far crescere un po' di più anche nei colleghi medici, che siano medici ospedalieri piuttosto che medici del territorio, il concetto di cure palliative, il bisogno di cure palliative, l'importanza che ha questa modalità di approccio è importante, perché anche in quest'ambito c'è ancora molto da lavorare. Il futuro vede già sul campo gli sforzi profusi per creare entro fine anno un hospice in Cadore, mentre si lavora per Lagordino per avvicinare le cure palliative alla popolazione di quelle aree. Parliamo ora di case di riposo rette a carico delle famiglie tra i 51 e i 65 euro, carta dei servizi non pubblicati in un caso su 2 a Treviso nel bellunese, problemi strutturali di organici di assistenza, è quanto emerge da una ricerca della CISL. Per quanto riguarda la provincia di Belluno, sotto la lente 29 istituti per un totale di 2.079 posti letto autorizzati e 2.003 posti letto accreditati. Lo studio ha fatto emergere che 10 istituzioni comunali, 5 enti religiosi, 2 IPAB, 5 società di capitali, 2 società cooperative, 3 fondazioni, 2 ONLUS con 8 istituzioni comunali su 10 non pubblicano la carta dei servizi. Per quanto concerne le rette, ben 16 istituti su 29 non pubblicano invece le quote. In provincia di Belluno, su oltre 53.000 pensionati, quelli che non raggiungono i 1.000 euro al mese sono 1 su 3. I pensionati che arrivano a 2.000 euro rappresentano invece il 42%. A Feltre ora, dove proseguono i preparativi per l'edizione 2023 del Palio, che si apre ufficialmente domani e che Antenna 3 domenica 6 agosto trasmetterà in diretta. Sentiamo. Prima da cittadina, poi da prima cittadina, Viviana Fusaro ha sempre coltivato la sua passione per il Palio. L'anno scorso vi partecipò a pochi giorni dal suo insediamento. Quest'anno lo farà per la seconda volta da sindaco. Io l'ho vissuto già molto bene l'anno scorso, perché da cittadina ho sempre partecipato, che è una manifestazione di una assoluta rilevanza, rievocazione storica, rivisitazione di tutti i quartieri, partecipazione di tutti i cittadini, movimenti in città di turisti, quindi insomma è una manifestazione particolarmente importante per Feltre. Se da cittadina non aveva mai preso parte alla rievocazione storica, Viviana Fusaro nel suo ruolo pubblico quest'anno invece indosserà nuovamente uno degli abiti dell'ente Palio. Da sindaco ho partecipato così come era previsto, con il costume storico. Quindi in costume? In costume. Sono i costumi che insomma vedono magari più adatti a me, non c'è una specificità del costume insomma per il ruolo che ricopro. Ci anticipa il colore del costume? Il colore dovrebbe essere sul blu. Costumi che sono uno degli aspetti più spettacolari tra quelli che la nostra emittente farà vedere nel corso della diretta prevista per domenica 6 agosto, in cui si vedrà quanto il Palio sia diventato importante non solo per la promozione della città che lo ospita, ma anche per tutto il circondario. Noi sappiamo che adesso il nostro Palio attira veramente persone non solo dal Triveneto, ma anche da altre regioni, perché ha assunto davvero delle caratteristiche a livello nazionale e quindi vediamo tantissimo movimento e tantissima partecipazione dei turisti, non soltanto gli eventi del Palio, ma colgono magari l'occasione per fermarsi qualche giorno in più a Feltre, vedere, visitare il circondario, la cittadella, quindi è importantissimo. Questo dunque è domenica 6 di agosto, ma c'è un altro appuntamento da non perdere su Antenna 3, domenica prossima, 30 di luglio. Ne abbiamo parlato prima nel collegamento con il collega Lucio Zanato relativamente alla festa per i 50 anni della Trevisani nel mondo, che da 30 anni in Cansiglio organizza una giornata in ricordo dell'emigrazione trevigiana. Antenna 3 dunque
Dunque racconterà in diretta tutta la manifestazione, inizio alle 10:30 con i commenti e lo sfilamento dei vessilli delle diverse sedi dell'associazione, poi che si muoveranno appunto verso l'ex base NATO, ora sede di Veneto Agricoltura, sulla piana del Cansiglio alle 11, poi la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Rivivremo quindi insieme nelle testimonianze dei presenti l'esperienza dell'emigrazione trevigiana verso tutti i continenti, ma anche l'impegno dell'associazione per mantenere vivo il legame tra la terra trevigiana e i figli e i nipoti di chi è andato, come si diceva, a catar fortuna. Appuntamento dunque domenica a partire dalle 10:30 su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo al nostro meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo sul nostro territorio. Attendiamoci altri episodi instabili. Vediamo il dettaglio di sabato 29 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato, dal pomeriggio però aumenterà la variabilità sui settori alpini con qualche temporale. Alla fine della giornata i rovesci coinvolgeranno in parte anche le pianure. Attenzione a possibili fenomeni intensi. Temperature in lieve aumento, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 28 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso più sole verso la costa e maggiori annuvolamenti altrove, dove nel pomeriggio sarà probabile anche qualche rovescio. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo ma con qualche temporale di calore durante la giornata e nella notte successiva. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.